Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con Emi Stecca che si avvantaggia e va a condurre in breve nei confronti di Eden Stella che cerca di sistemarsi alla corda, lo fa andando in seconda posizione davanti a Elite Cam, quarta posizione in corda. Numero 2, Eva Trio, Tanto la squalificato. squalifica di Eva Trio e se ne vanno i primi 200 metri in 15,4. La quarta posizione in corda era per Elsa che precede Evan Jet, quindi LJ leggermente più discosta, Eva Dalpi, mentre l'Etre Selem insegue lontana dopo una partenza infelice. 600 iniziali che se ne vanno con Emi Stecca leader, 47,2 il passaggio ai 600, la seconda posizione per Eden Stella davanti a Elite Cam, quindi Elsa ed Evan Jet, gruppo che vede poi LJ in penultima posizione, 2,9 passaggio agli 800 e chilometro che viene completato nell'ordine dell'1,19 e 1. Secondo passaggio davanti alle tribune, Emi Stecca in vantaggio, seconda posizione per Eden Stella, muove al largo Elite Cam che ha un giro dalla conclusione, cerca di portarsi sulla testa, mentre rimane a contatto in terza posizione Elsa, poi ancora Evan Jet, cavalli al paletto dei 600 conclusivi, con un parziale in 15,2. Mistecca cerca di tenere a distanza Elite Cam, mentre ha spostato anche Evan Jet che va direttamente in schiena a Elite Cam, 400 alla conclusione, con leader sempre Emi Stecca nei confronti di Eden Stella. Cala invece Elite Cam, serra sotto lungo la corda Elsa, poi Evan Jet e quindi LJ retta d'arrivo con Emi Stecca che si isola in avanti e viene a vincere nettamente. Antonio Di Nardo in sediolo, il secondo posto per Eden Stella, al terzo finisce bene a centropista Elsa. 1,16,6 sul doppio chilometro con partenza da fermo, Emi Stecca e Antonio Di Nardo per contro di Afrim Schmidra e del signor Emiliano Stecca. Bel primo piano in percorso di testa, gira molto molto velocemente Emi Stecca e poi per un chilometro va via a passo tranquillo per allungare decisamente nel giro finale e concludere isolata in avanti.